5, 4, 3, 2, 1, 0. Grazie a tutti. Vedete, l'accensione dell'albero è una tradizione ultradecennale della nostra città ed è un momento sentito da parte di tutti i cittadini, di tutta la comunità, ed è anche un momento di inizio e di preparazione verso la festa del Natale. Il Comune Asolo con le attività commerciali sta, nonostante questo periodo, continuando a promuovere il territorio, l'artigianato, le botteghe, i punti di vendita attraverso diverse iniziative, quali ad esempio, in collaborazione con le associazioni di categoria, la predisposizione di buoni sconto per affiliare e fare ritornare i turisti, i cittadini, i compratori nel nostro territorio. Beh, io non la vedrei né come una consolazione né come una vera e propria celebrazione. Il motivo per cui siamo felici di aver contribuito anche quest'anno, come ogni anno poi, a realizzare questo albero in centro storico è forte, più forte rispetto agli anni scorsi, perché, come ho avuto modo di dire anche a tanti, ciò che ci fa sentire felici del nostro volontariato, del nostro essere presenti ad Asolo, anche con questi gesti, è che in quest'anno un po' difficile, molto difficile in realtà, queste luci, questi segni che fanno parte della nostra tradizione possono magari strappare un sorriso in più alle persone che vengono qui in centro storico. E questo gesto, secondo me, vale più di tante celebrazioni, più di tante promesse, più di tante parole.